poi vinti su mese del trio della messa e vinti sese tu cambiando videata con la nostra videata normale che simula da essa sigla e andiamo diritto a essa fotografia che non dà una macchina che saida nostra, de vizi, ma andiamo che posso andare per la fine che non vanno delle particolari schizio altro tu canta sa che la sida da chi bisogna e a tutto questo che ascoltare ecco qualche fotografia che non sa che pide Saturre è a corso anche se viene si presenta dei voi la roba è sempre sa bandiera palestinese esposta come te stai vedendo è in grado di piccare tutto lo particolare di Saturno non capita insomma tutto canto lo vedi per esempio come è fatta questa che è fatta di mattone dei mattoni del colore bianco poi su vabbè sarà Rucheda che si antenna battono il parafulmine ecco qua fino a che non sai come te le si vede fa fare che la puoi possiare lo si può vedere nuovo nuovo però non è funzionante non che lo si scampa ma si solo via ma però lo sono messi qui adesso è andato a parlare ecco qua questa situazione poi noi chiamiamo queste antenne qui sono antenne di fare antenne del telefonello non sono sicuro però ho bisogno insomma ecco un'altra fotografia su Matessi questa è viene sposa ingrandita la portiamo un po' su gratuito ma non poi magari non potevo va bene andiamo come te sulle stesse Ida si presenta De Goi si presenta a che so che l'Olimpio, cioè non proprio l'Olimpio, un pacco affocato a Morannare, però insomma non verrà in questo momento non se ne presenta. Vediamo se tornare sul Saravallo, le Oia, non ha solo preno, viene già a mezzodie, cioè a strese, poi dai sastresi in poi un pacco un po' colato. Andiamo a Crasa, a Martesi, più o meno la stessa cosa, se prendo viene da sauna e poi mese popolato. I divos commenterò sa temperatura, 39 gradi Zoie e 26 minima, Crasa su stessi martes 39 gradi e 26 minima, poi andiamo a minimale 37, 36, 32, 33, 30 batole, così via, insomma, carichi il piattura del suo calore. Irimo su qualche fotografia del zero in cala finanza e noi abbiamo un piscineggio estito del mammutoneggio non dire la mascherella era io che cala in mano no? Ma chissà scampanella si impara sul marrazzeggio pronto a suonare ecco qua come te lo sono vestito e poi poi questa telecamera è pure mascherato de merdule e poi voliacche, insomma, quindi e poi in due funzioni de maschera partecipando appunto a questa rappresentazione in maschera, ecco qua. E io che amo su tutto il mammutone come te sono vestine, ecco, io che andando a invadere la spiaggia privata, io che l'abbiamo invasa, ecco qua, noi che abbiamo qualcuno appunto istituito dei soccatori e qualcuno che l'ha fatto prestata la maschera del mammutone, ecco questa è la fotografia la porta io, il buono che sa maschera mia,
a uno del Sol del Surra che la che è stata prestata. Bene, te novità, l'appuntamento siamo, lo vabbè, l'ultimo appuntamento dei stelai è stato la Tradia, insomma, quindi si è statuato, però come un ultimo appuntamento del 9 del capitano del 2026 è tornata dello Iola. Atteroso appuntamento lo Procomo non Namura. Namura da innanzi, l'ondata di caldo, peggiore di sempre, l'evoluzione sarda, nell'isola una settimana di valori estremi, Cagliari 45,2 gradi di venerdì, record assoluto. In aereo, senza biglietto, uno passeggeri, vabbè, messo noi tutto giusto, insomma, è riuscito a caricare aereo o che le billette, in aereo senza biglietto, è riuscito a salire sul volo Cagliari-Milano senza avere il biglietto, un cinquantenne ha superato il controllo di sicurezza e una volta a bordo si è seduto in un posto già assegnato. Solo in quel momento il personale si è accorto di tutto e lo ha fatto scendere. Schianto sulla 125 la verità dalle telecamere. Saranno filmate dalle telecamere all'uscita della galleria a fare chiarezza sul terribile incidente di sabato sulla 125 VAR, con 2 morti e 12 feriti, tutti fuori pericolo. Meno male, a invadere la corsia all'altezza di Solana sarebbe stato il van condotto da un dipendente di una società di NCC che trasportava una famiglia di turisti. Poi lo sconto frontale con la 500 su cui viaggiavano le due vittime che al momento dei primi soccorsi erano coscienti, mischine, che l'hanno vista, che ne parte nel sorte. La Spagna sale sul tetto del mondo, il cuore dell'Argentina di Messi, il cuore dell'Argentina di Messi non può nulla davanti alla forza della Spagna. Dopo una battaglia finita ai supplementari, Lamine Yamal e compagni si laureano campioni del mondo grazie ad un gol di Ferran Torres al 106esimo minuto. L'Argentina ha giocato a lungo in 10, il sipario sui campionati giocati tra Stati Uniti e Canada e Messico è calato con una finale ruvida e poco spettacolare davanti a Donald Trump e vabbè, poco non ci interessa. Andiamo a Satterà, prima pagina, la Spagna è campione del mondo, in finale battuta l'Argentina ai supplementari con un gol di Ferran Torres. La Spagna supera l'Argentina ai supplementari con un gol di Ferran Torres dopo una partita infinita. L'isola devastata dai roghi bruciati, oltre 1000 ettari. Viaggio a Nuragogume tra aziende distrutte e boschi cancellati. Nuragogume ha fatto veramente un disastro. In vacanza a Olbia, rifugiata arrestata sul mandato iraniano, Ponte di Schio. Caldo e abbandono, la Sardegna diventa sempre più un deserto. Università e regione, una task force sugli specializzati. Alberto Angelai è un verme che migliora la qualità del mare. Specie scoperta da poco, vive nelle acque dell'isola. La Nakamata Alberto Angela. Vive in Sardegna il verme marino più di tendenza del secolo, almeno in Italia. Una nuova specie di anellide di mare è balzato alle cronache perché dopo una scoperta dell'Università del Salento è stato dedicato ad uno dei divulgatori scientifici più amati. E così, grazie a Micchiola Alberto Angelai, si sono accesi i riflettori sull'importanza della ricerca in campo marino. Un verme. Va bene. Andiamo da innanzi.
6 milioni di euro per le viabilità la provincia investe sulle strade. Il Consiglio approva la variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Con questa variazione di bilancio compiamo un passo importante nel percorso di rafforzamento della provincia. Il presidente della provincia Giuseppe Cicolini e il consigliere delegato alla viabilità Franco Solinas parlano di oltre 6 milioni di euro che l'ente intermedio investe per migliorare la sicurezza, della rete viaria. E questo è uno dei principali contenuti della variazione di bilancio e di previsione 2026-2028, approvata nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale di Nuoro. Bene, ne siamo contenti. Donne nuoresi protagoniste di un nuovo almanacco gallurese. Da Margherita Sanna a Grazia Deledda, a Dolores Turchi, poi ancora Piero Maniloni, la presenza di Nuoro e del nuorese sulle pagine dell'almanacco gallurese. È una garanzia costante. Anche stavolta la prestigiosa rivista, giunta alla sua 32esima uscita, propone una serie di articoli appositi dedicati al centro Sardegna, ai fatti e ai suoi personaggi. Beh, andiamo da innanzi, ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti. Nell'isola picchi fino a 47 gradi. Per una settimana, venerdì scorso, la temperatura al record per Cagliari 45,2 gradi. Un'altra vittima a Teulava. Sistema sanitario sotto pressione. Apicoltori in ginocchio. Meschina, povera gente. Alti costi per famiglie e imprese. Incendi, un'altra giornata terribile. Paura nel Sulcis. Cala Finanza rivolta in maschera. Centinaia di attivisti in spiaggia a Porto San Paolo con bandiere e striscioni, surra, ribatti a muso duro al primo cittadino, il sindaco di Mamoiale. L'assalto a Cala Finanza con le maschere ancestrali è riuscito. A Luffenoso ieri i Mamotones hanno suonato la carica contro il sardo brasiliano di Tavolara Bay. Diverse centinaia di persone hanno accompagnato Mammutone e i Socatore fino alla Gioia. L'immobile è al centro del contesto, la polemica tra il sindaco di Mamoiale e gli attivisti di Surra, Raffaele Mulas, noto Boeleddu, ma Moiadino Doc ha fatto capire a tutti perché era lì con la sua maschera di legno. Basta con le prepotenze contro la Sardegna, per questo siamo qui. Basta con gli attacchi degli speculatori, qui come per l'eolico e il fotovoltaico. Ci sono turisti, ci sono attivisti di Surra, di SOS Calafinanza, Durdica Bacciu del Comitato Civico che per primo ha sollevato la questione dell'autorizzazione ZES. Dice anche questo è un modo per proteggere la nostra terra. Manifestanti per sicurezza dopo il rumoroso sit-in in spiaggia vengono fatti passare dentro il cantiere di Tavolara Bay. Vabbè. E poi questo toccando già polemica, naturalmente noi non siamo mai stato manco citato, vabbè, comunque. No, non basta, manco una parola, Gesù possa presente, vabbè. Sardegna, nazione, vabbè. Fa niente, bisogna abituare. Amberdo angelai, la nuova specie
chiamata come il conduttore TV. Borse di studio per specializzandi, la Regione vuole vederci chiaro, squilibrio negli atenei tra quelle destinate all'area medica e gli altri indirizzi. Una nuova cabina di regia, 6 componenti, 3 macro aree di intervento, 4 obiettivi dichiarati. Sulla carta è l'ennesimo tavolo di coordinamento istituzionale. Nella sostanza la delibera del 15 luglio dalla Giunta Tode è il certificato di una programmazione tra Regione e Università che in ambito sanitario non ha mai saputo dialogare con la realtà dei fabbisogni. La premessa imburocratese è cristallina e fa capire che qualcosa sino ad oggi non ha funzionato in questo delicato processo. Gli uffici tecnici regionali hanno rilevato nelle rendicontazioni periodiche trasmesse dalle università di Cagliari e Sassari che le borse di studio per l'area sanitaria non medica, biologi, chimici, farmacisti, fisici, sanitari, psicologi e veterinari hanno registrato un tasso di copertura più elevato rispetto ai contratti di formazione specialistica medica, che praticamente invece di essere posto a medicina binate manco. Insomma, i fondi stanziati per far diventare specialisti futuri camici bianchi sono stati assorbiti meno sono stati assorbiti mentre altrove nelle discipline non mediche la domanda correva più veloce dei fondi disponibili. Questa è una domanda. Scuola, graduatorie per le supplenze, il sindacato chiede tempi più lunghi. G8 in 5.000 al corteo 25 anni dopo. Il ricordo di Giuliani e della Diaz. Genova non dimentica, Agnoletto vedo ancora tutto quel sangue. Agnoletto Italia ha partecipato, 25 anni non cancellano la memoria e ieri Genova è tornata ad essere il palcoscenico di una mobilitazione imponente a 25 anni da luglio 2001 e dal G8 che portò gli occhi nel mondo sul capoluogo ligure. Erano circa 5.000 i manifestanti che hanno partecipato al corteo nazionale promosso da reti, realtà antifasciste e collettivi antagonisti, intitolato "In ogni caso nessun rimorso". La manifestazione ha attraversato i luoghi simbolo che segnarono le giornate più drammatiche della storia recente della città e di quella italiana, riconnettendo il filo della memoria storica con le rivendicazioni del presente e quelle del G8. Vabbè. Noi il bimbo canta scuola, incanto al loco, il bimbo va a Kirka. Arrestati in Florida gli influencer MAGA che odiano le donne. Bah, una caro. Londra chiede l'estradizione, altre 38 accuse ai fratelli Tante. 59 capi di imputazione in 2 milioni di follower sui social vicini al movimento MAGA ed eroi della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che terrorizza l'inferiorità delle donne. I fratelli Andre e Tristan Tate, 39-38 anni, doppia cittadinanza americana e britannica, sono stati arrestati a Miami su richiesta della Gran Bretagna, dove sono accusati anche di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, oltre che di stupro, violenza, traffico sessuale. Poteschi, mancuno delle atti. Soldati uccisi, la vendetta di Trump, Pinocchio che usa il livello della vendetta, l'Iran che viene indicata
a Khomeini, Trump che vendicata al suo soldato, ieri un altro militare USA morto in Iraq. Oh yeah. Bene, che in questo tancamos, così che non verde hoy e nos damos l'appuntamento. Torna a casa, a stamattina. A mezzo vedere, buonanotte, dai, BC TV, adios e mezzo a casa.